Ecco, è da principiare. Vi ringrazio a tutti di essere venuti. Bon, sappiamo che c'è di nuovo materia di corso attraverso su ciclo di conferenze, dunque vi ringrazio di rispettare il contenuto dei corsi che costituiscerà la prima conferenza qui dataci da Giuliano Mattei. Due parole di presentazione, anche pure se Giuliano è appena in casa sua qui, posto che è stato un animatore, un monitore di un centro culturale universitario, essendo monitore di sicuro era studiante all'Università di Corsica, è stato studiante in un doppio corso storia e studi corsi, che rammenterà di sicuro a voi altri certi percorsi. E dunque Julien nel frattempo ha passato su DU giornalismo e corsofonia, DU che ha il piacere di tramandare partendo da quest'anno per 2 anni con una nuova promozione di 10 studenti che hanno avuto la fortuna di riuscire alle elezioni e che sono in onda partendo da studenti. Dunque, Julien Awa è giornalista a Corse Matin da poi 4 anni, oh? Da poi 4 anni e a tempo corrispondente di Le Point e di Middle East Eye, un giornale anglofono che sta in Londra, dunque corrispondenza, giornalismo generalista e a tempo a corsofonia che arrega un profilo nuovo che aspiriamo qui all'università sarà il profilo di tutti i giornalisti di XXI secolo, allez, da qui a 15 anni, democi con un orizzonte abbastanza ragionevole. Dunque questa esperienza qui comincia a essere a trovare a sua via, uso solco, diciamo in sottanaccio, e giusto appunto abbiamo sviluppato durante 3 quarti d'ora, un'ora, un parere nanta sa esperienza qui, giovane, ma quantunque che ti dia un bello percorso. E dopo scambieremo, ci diamo all'ingrosso 1 ora e mezzo, 2 ore tra la conferenza di Julien e un pochettino di domande che voi farete e forza chi parapra un puliamo mica sunnia parapra su ciclo di conferenza con i licenzi di studi corsi un puliamo mica sunnia più bello inizio posto che entri proprio in una prospettiva che vi interessa qui in termini di orizzonti provvisionali. Vi rammento quantunque è appena qua varetta di responsabili su corso qui che il contenuto è delegato ma a valutazione ma appartiene che siete in dell'obbligo di pidare una pagina di noti in corso, qui Cascabecchi posto sarà in corso e che sa pagina a 4 o più, minimo una pagina sarà in un cartolare che vi toccherà a renda verso mesi fin di marzo, principi di aprile e che sarà valutato durante un orale. Tutto ciò che va giudito l'altra volta. Non è anche un momento, passeremo allo scambio dopo la conferenza. So quasi tutti gli studenti di studi corsi che iscrivono un corso. Sicuro. Mica ben sicuro. Vabbè. Dunque, dici a chi vigile su cartolare e che tutto ciò che va giudito l'altra volta è stato trasmesso a Genio Gherardi per apparisce normalmente in un regolamento generale di vostri studi. Pardivi non per mettere a pressione, ma pardivi che se c'è bisogno di qualche precisione mi potete domandarvi dopo un piccolo scritto di riassunto che è un risultato di ciò che vi è stato detto l'altra volta. So di Giuliano, ma resto e ti do subito la parola ringraziando di essere qui in Casatoia. Ecco, ringrazio il centro culturale che mi ha invitato per intervenire oggi. Ringrazio noi all'Unimedio e Monsieur Thier, che ha avuto come professore tutti e due. Per ciò che tocca l'intervenzione, vi parlerò di ciò che lei oggi, ciò che la
poese a lingua corsa in media e ciò che la poese a scrittura giornalistica in lingua corsa. Donc bon, per principiare, due parole che quando Giacomo Dier mi ha domandato di partecipare a una di queste stonde di un centro culturale universitario, on a mica detto subito, mi sono interrogato prima girato a legittimità che l'impunità di avere su genere di discorso in pubblico e ciò che vuoi porre io a suo dibattito gusti assai largo, assai zeppo girato non ta lingua corsa e a scrittura giornalistica e di maniera più generale girate non ta piazza di corso in media. Ha accettato di parteciparci per la sicura, in fin dei conti, patti e condizioni di parlare solo, a parte da un'esperienza personale, in decorso matin di poi 4 anni, tanto che giornalista wieslingo che campa girato con sa necessità di mettere il corso in corso matin. Eppure on si tratta manca appena di cercare una parola, di cercare a portare una parola ufficiale a nome di giornale, ne manco di France 3 Corse, di RCFM o da altri media che vuoi radiamentare, ma solo un parere girato personale, rigacciato da un'esperienza di redattore Gurzov, non ha sa problematica di scrittura giornalistica in lingua corsa. Perché chi è vera di una problematica che si pone ogni giorno e con questioni parecchie. Infatti si parla spesso di pratica di lingua corsa parlata che è sempre a calare di una popolazione e soprattutto per la gente più giovane. Basta arrivare, mi pare, parlo sotto il controllo di parecchi professori qui, basta arrivare al risultato di un'inchiesta comandata da collettività territoriale di Corsica di novembre 2012. L'inchiesta non ha competenze e l'uso di lingua corsa in una società corsa. Ci siamo parlati oggi, solo c'è una discussione, una ragionata non ha i cifri, per esempio, perché non c'è mica un censo preciso. Ma si dice che solo 60.000 persone all'ingrosso, non il territorio di Corsica, seriano Gursovone in Corsica. Donc, di un cifro che io ho assai precauzione perché non c'è mica stato uno studio preciso a posso ripetere. Ma 60.000 persone, o manco un livello bidui non la scala di valutazione europea per le lingue. Non all'ingrosso, se non abbiamo l'ultimo censo preciso che è stato fatto dall'INSEE di 2014, non all'ingrosso 319.000 abitanti, qualcosa così. Andando a cercare il radio ancora di più lontano ne precisione, si casca non ha un cifro significativo assai, quello di 2% che di un percentuale o da solo, diciamo alcune pochi, di trasmissione in corso tra generazioni radio in 2015, quindi rigacciato un cifro rigacciato dal libro di Romano Colonna che è presente, che è stato un mio professore. Donc il libro con 50 argomenti per ufficialità è uscito mi si pare a fine di 2015 e al principio di intesimo c'è rammentato che su cifro gusti di trasmissione in corso tra generazioni era di 85%, nel 1915 era stato quello di rammentare in un libro, era un'inchiesta nella dinamica di lingue in Francia lungo al XX secolo. Allora basteria forse se due cifre gusti a dare una visione di ciò che le oggi la situazione di lingua corsa in una società corsa.
penso che permette di dare un quadro veramente a ciò che corrisponde oggi all'uso dei corsi e alla trasmissione soprattutto. E nello stesso tempo si vede un'altra affare di che mentre gli cala l'uso della lingua parlata e scritta, si vede di qualche disegno che ci sono avanzate importanti in certi domini dove la lingua non era tanto prada, o manca a pensare che la givesse un giorno una facada. Poema montare per un detto i discorsi visuali politici, i linguaggi tecnici, la produzione audiovisiva, amministrazione di collettività locale. Je radio che negli anni 50, 60 anni fa o 70 anni fa, in collettività pubbliche come oggi, per un detto consiglio dipartimentale di Gismonte, che fa già assai comunicazione bislingua di noi, mette veramente a produzione della lingua per AZTC o d'altre collettività, certe comunità comuni che avevano gli stesso. C'era 50 anni fa, on faceva mica la comunicazione con le due lingue a paro. Dire che cosa? C'è un ringuarciamento, vale a dire che la lingua che rappresenta assai in che rudio all'epoca, parlata di maniera quotidiana, oggi entra in una sfera istituzionale di collettività pubbliche e di ciò che non si vede mica tanto. Esempi, ce ne ha parlato di quello di AZTC, quello di un'epoca di Emery e oggi. Allora, invece, al di là di questa situazione così, in un dominio di stampa, per entrare veramente in un mondo di intervenzione di oggi, la produzione in lingua corsa in stampa è bella più anziana. Bella più anziana, possiamo regolare o manco il radio fino a Tramontana, a fine di Genoesimo, che dirà il primo giornale in lingua corsa, nel 1896 mi pare, con Santo Casanova. Donc, qui parlo con gli studenti di studi corsi che si erano a capo di tutta questa situazione così, donc non entrerà mica troppo nei dettagli, ma era si può dire il primo giornale che diede veramente una piazza larga al corso, intanto che lingua di comunicazione scritta. Ma tanto aveva un scopo proprio militante a tempo e d'altronde già per fare riferenza alla situazione d'oggi, già si sentiva quando si legge qualche passo, si sentiva già sui discorsi fra i poemi, fra gli editoriali, nanta la lingua che si muore, i lamenti quasi di la lingua, eppure a diavolo di si qui. Donc bon, face che di un secolo ne può fare sono passati, ma c'è sempre stato sui discorsi allarmisti, un giro a lingua, o manco di voi un 100 anni. Al contrario di radio, ciò che si può pensare, non è mica nato su discorso qui. Eppure all'epoca, secondo radio un studio, torna qui che abbiamo ambientato prima, nella dinamica di lingue, lunga o XX, la trasmissione del corso nel 1896 non era mica quella d'oggi. Se l'era d'85% nel 1915, per radio mica troppo risichi dicendo che potrebbe essere anche di più importante 20 anni prima. Donc, c'est trop di radio dopo un ambito parecchio riviste che sono affaccate, per un detto posso dire l'esempio di Agispra nel 1914, diamo uvra dopo con Pedro Rocca negli anni 20, l'anno corso che è venuto appena dopo, e parecchie altre riviste e giornaletti che erano una produzione regolare in corso, che non è mai piantata fino a fine di XX. Qui c'era un bello studio che era stato fatto di noi, una rivista Etude Corse, era un numero 64 per riferenza del 2007, e di maniera paradossale Radio
era quando principiava proprio a gala da iluso la lingua che si sono fatti progressi parlo sotto il controllo qui di noi di persone che hanno campato sebiga qui era quando principiava a gala da iluso la lingua na società che si sono fatti progressi assai in stampa televisiva, radiofonica, passando da una scrittura militante di radio e intellettuale, spesso a produzione letteraria. E siamo passati a una scrittura giornalistica in lingua corsa. In 1981, mi pare, 1981 nasce piuttosto France 3 Corse, poi dopo RCFM l'83 con programmi già che erano in lingua corsa. E più andrà, più crescerà a corsofonizzazione di l'interne a livello torna a guida stampa audiovisiva. Molto più di poi la creazione di BHT a noi a formula di France 3 Corse nel 2007 fino a sbucare oggi radio programmi d'animazione stanno usando un corso ma soprattutto a livello giornalistico di noi edizione di giornali in corso per via di una convenzione cioè rammentale per via di una convenzione di servizio pubblico con la collettività territoriale di Corsica. Donc qui sempre con l'aiuto di radio di pubblico ma oggi anche da altri media più chiusi come Telepaese per un detto o qualche radio locale penso per un detto a Radio Calvi Citadel che hanno veramente un contenuto e un'andatura micro-regionale probano emissioni programmi lingue ogni giorno sempre in dominio dell'audiovisivo. Donc forse segno è una questione che si può porre il segno di una lingua sempre capita quando è parlata ma poco letta con mica troppo veramente un pubblico nel dominio di scritto donc sarà una delle regioni che fanno che il corso forse strategia assai più a trovare una piazza più larga nella stampa scritta per un'espressione giornalistica non è mica un scoop la lettura domanda un sforzo da imparare di capiscere più importante che ho parlato domanda in noi una formazione spesso e ci rimanda sul fatto che ai limiti di una società che oggi giorno non è mica bislingua che ha occasione a diventare forse bislingua e che anni fa on sabia e spesso cioè rammentalino un po' imparare la lingua scritta ne manco parlare a stronde pone subito una difficoltà per ciò che tocca a stampa scritta perché quando si parla di scrittura giornalistica definita di maniera precisa perché c'è una definizione di ciò che è la scrittura giornalistica non goige di deontologia dei giornalisti che sono andato a cercare perché chi mi ha approntato quanto appena per far piacere a Giacomo Diera ho cercato appena su goige di deontologia e si domanda da me qui ne faccio agitazione regole e codici specifici per ottimizzare la trasmissione ai lettori tanto per ragione ambientale prima a fare che non parecchi inciampi radio a scrittura giornalistica in lingua corsa cioè a sapere cioè a rammentare torna scrive in lingua corsa di addirizzarsi solo a 20% di un lettorato potenziale 20% di un lettorato potenziale. Il cifro mi pare che è abbastanza significativo. Quando si piglia la popolazione di Corsica, cacciate quello consumito a Corsovani,
andare all'ingrosso a suo cifro gusti, secondo sempre pieno precauzione, perché il suo cifro guidi è 60.000 logudori, non può mica essere preciso. Di ciò che è ambientato in parecchi studi, ma c'è sempre una ragionata in giro su cifro qui. E se riano da stronde, quelli che si riano capaci a legge. Che si riano capaci a legge. Dunque, per quelli che vogliono legge, di tornano a strafare. Se è una strategia di conquistare un lettorato, è difficile assai. Tanto un media, un'intrapresa di stampa scritta che ha scopo di fare comunicazione e più udienza possibile, in una logica, cioè di rentabilità, perché è un'intrapresa privata, di maniera generale un giornale di stampa scritta, non si può permettere di schizare l'80% della popolazione. Baladi, per il caso di Agur, si ha 260.000 persone all'ingrosso. Ma non parla da scuola di giornalismo, quando facevo UDU, nei primi corsi, che un'intrapresa di comunicazione si scrive per definizione per essere letto. So che quando scrivo un corso, non è mica esattamente il caso. Per fare un paragone, puoi radiovare una riverenza scientifica. Si può ammentare i lavori di Claude Shannon. Claude Shannon, che era ingegnere americano di principio del XX, forse quelli che hanno lavorato nella strategia di comunicazione, l'arnese di comunicazione, avranno cercato appena a conoscere, perché chi si è giocato di sua teoria, di suo concetto, di quello che ha concettualizzato il schema di Shannon negli anni 40, che è adoprato prima per scienze meccaniche, matematiche, per comunicazione tra le macchine e radio, è stato adottato dopo per scienze dell'informazione e della comunicazione. Da di forse o tipo di Giuledia ci parla di meccanica a mezzo a un sposto, una presentazione in giornalismo, ma è importante da mentare questo esempio gusti, posto che ha spiegato come funzionava di maniera chiara e semplice assai un modello di comunicazione tra un emettore e un ricettore, che manca appena complicato per via di un mezzo di trasmissione. Aperte da un momento che l'arnese di comunicazione per far passare un messaggio, donc a lingua corsa, in suo caso gusti, non è mica, un po' mica essere capito da tutti, il radio che pone subito un problema e fiasca un modello di comunicazione come è stato concepito. Tanto quando entra a lingua corsa in un media di stampa scritta, più che in altri media radiofonici o televisivi, lo scopo della comunicazione è ben sbagliato, di maniera logica e naturale. Si casca il radio in una specie di tensione e ha speso, come lo si è visto fino a ora, una postura militante che consiste a mantenere la presenza della lingua nel giornale, sapendo che ho scritto sarà letto poco, di quelli che sono scritti in francese. Una mente radio manco un caso di abruzione radio letteraria in corso. Un editore che conosco mi ha detto un giorno, qualche mese fa, mi ha detto: sai, Giulian, quando un libro, un corso, un romanzo si vende a 300 o 400 esemplari di un bestseller. Ma non è esattamente così. Eppure lo studio torna per fare questa riferenza qui, lo studio della collettività territoriale di Corsica di novembre fine 2012 dice che il 20% degli interrogati, mi pare c'erano 200 persone, qualcosa così, non è più cifro esatto un capo, diceva che il 20% degli interrogati per su sondame questi dicevano che
abbiano letto manco un libro un giorno in lingua corsa. Donc si può pone una boghi questione in tassa fare qui. Per questo che oggi a società non essendo mica bislingua, non si vedrà mai un giornale di informazione mica militante, stanno usando una lingua corsa. Pare logica. Si vede anche da strong che anche in giornali militanti, a Ritti, o Riombo, commento qui, che è presentato, o d'altri non so mica stanno usando una lingua corsa. C'è l'editoriale e certe volte manco. Si vede ci può essere un titolo, chaque prima pagina, che usa il titolo in francese e se lo si può, il titolo in corso, capisci il più possibile. Dunque, pone una poche di difficoltà e dunque è quale in grosso i radio a situazione di un corso una stampa scritta. Eppure ciò rammenta la ENU manca né a primura né a volontà di voler fare di più un corso malgrado questa situazione con queste difficoltà, cioè a dirla. E tanto che posso principiare veramente a parlare proprio di mia esperienza personale, che ho cercato di mettere un quadro generale e la mia esperienza per parlare della mia presenza nel corso matin, di che faccio questa redazione con di poi 2013, ma hanno mandato subito, quando sono giunto al giornale, di ribiare con Diana Zaligedi, a cronaca di domenica fatta prima da Pedro Giabrini a Dilla Franca. Dunque è stato durante 2 anni l'unica produzione in corso di Corso Matin. Digeremo per il simbolo e a possibile di noi una forma d'alibi, cioè a dire, per la causione. Fino a questo, dunque, il radio non dai noi sotto il sole, si è fatto il radio ciò che ho amministrato prima, ciò che sarà sempre fatto in una stampa scritta corsa, a cronaca, uietto, l'editoriale, che è sempre firmato fatta vini il radio un pare personale, come lo si ritrova oggi in Parole de Corse, nel magazzino Corsica, da altri giornaletti. Ma mica proprio una produzione giornalistica, vale a dire un racconto di fatti e di informazione, con l'analisi, una scrittura che è neutra, con da mi compare. Donc pone la questione, cioè di là, di noi, di un statuto di un corso una stampa scritta. Perché? Perché che questi non c'è mica stato progressione di betta ciò che si vedeva prima. Ritroviamo lo stesso contenuto all'interno di forma e di fondo, ciò che si vedeva al principio di un XX. Era sempre un modello di tramontana, di quando in quando a fare anche una produzione letteraria, qualcosa così. E si è francato proprio un passo, penso, di luglio 2015, con la nascita di settimana, che veniva rimpiazzata la Corse Votre Hebdo, donc una pubblicazione di Corse Matin, diretto da Antoine Albertini, e di poi dando a questa cronaca di domenica, che ha presentato qui, mica avevo il piacere di farmi vedere dappertutto. Dopo questa, si è francato un passo e si è aggiustato veramente qui un articolo dopo di stampa ogni venerdì. Il radio di un appuntamento che è settimanale, come lui dice il suo nome, e non era più né un biglietto né una cronaca, era qualcosa che era già stato fatto in radio appena in un magazzino Corsica che è presentato qui con Pierre Negrel negli anni 2007,
che articoli veramente di vondo, cartolari, no? In corso ogni mese, non parecchi soggetti di vondo, come per un detto, Giradio non a Vine Tranquilla di Giudia in Bastiglia, di qualcosa che domanda un lavoro veramente giornalistico di vondo. Non t'ha parecchi soggetti, ha fatto inchieste, non t'ha la comunità israelita in Bastiglia, non t'ha abolito, ha parecchi affari veramente di produzione in lingua corsa. E di Giradio fendo così si mette proprio il corso a livello di francese, per l'espressione giornalistica. Fendone un arnese di comunicazione, fendo bassa un'informazione, mica solo un parere personale. Tanto, quando mi hanno messo in carica di questa pagina in corso di settimana, mi sono interrogato per sapere che senso ci voleva dare a questo articolo così. A livello di udon, noi girati di contenuto, di vondo per tagliare la corta, ha giovata scelta di cercare una famiglia differenza tra il corso e il francese per far bere giusto appunto che la lingua poi parla di tutto, che mi sembra importante, e a livello scritto in noi, perché qui non si era mica fatto fuori di qualche produzione che abbiamo intenta qua, ma fuori di giradio a stampa audiovisiva non si era mica fatto fino a qua. Tanto ogni settimana cerco di girare a fare qualcosa che aveva droga a sua piazza in francese, in un giornale qualunque, baladi, cerca di portare un'analisi, a fare interviste di scientifici, di politici di ogni campo. Ho fatto qui poco fa qualcosa e qui si vede come stato non è mica capito spesso, non c'è scelta di interlocutori, certe gente sono sempre a domandarsi perché chi tale politico parla di manca o di dritta, parla corsa, eccetera. Che ne porterà di ci porterà di e partecipare di aggregato a normalizzazione della lingua, tanto a livello di vondo che di forma. Faceva vedere che si può mettere il corso come lingua di comunicazione giornalistica e sono oramai 2 appuntamenti in corso, come ritrovo nel giornale. Donc c'è una piccola progressione, pur se lo si può sempre fare di più. E in più facciamo girare dunque testi corti, brevi, indiscrezione, piccoli testi in corso, cronache letterarie, soprattutto per valorizzare appena la produzione letteraria che è fatta. E dunque la durabilità dei piccoli testi soprattutto per abbezzare il lettore. Di settembre, per un detto, ci ha aggiustato una cronichetta di radio. Non i fatti di scienza, perché chi era un dominio della lingua corsa non era mica veramente presente, per cercare lo scopo era di cercare a rispondere alle domande come un si buon manco un francese, perché il mare è salito, per un detto, a fare così che parano abbastanza semplice, ma che non usa. E lo scopo era di dire in corso per andare di nuovo a cercare un vocabolario nuovo, della salinità, tutto questo, che non è mica sempre maestrato, e permette di andare di cercare di un impiegamica un vocabolario di ogni giorno e di cercare veramente un lessico nuovo in lingua corsa di noi. Per girare d'altri domini, di ebiante o d'altri che voi potete immaginare, perché per esempio perché il girasole cresce sempre per il sole, una questione che non usa rispondere, e qui il radio permette questa piccola cronichetta
di educare in maniera ludica in radio, con testi corti di 500-600 segni, un altro pubblico, cercare un altro pubblico e soprattutto a livello di scuola, perché di noi ci porterà di una domanda che sa fa, dove testi da poter lavorare in corso, in lingua corsa, non ha una produzione nuova con sia amica letteraria e con sia amica, considero amica di maniera generale in lingua corsa. Infatti c'è dunque un'altra difficoltà di rendere il corso attrattivo e radio per i lettori. Quando si sa che, secondo gli studi che sono stati fatti, gli articoli lunghi, passati 3.000 segni, sono letti solo da metà di lettori. Questi sono i cifre che sono dati a livello nazionale da un sindacato di giornalismo. Dunque più è letto, più è lungo, meno è letto. Mi pare logica. Potete fare l'articolo più interessante che volete, l'inchiesta mettendo a palese affari straordinari o trovare scoop radio che volete, di così più è lungo, meno è letto. E la scrittura giornalistica in lingua corsa appare meglio di non tenere conto di suo fatto qui e di comportamenti dei lettori, cercando di adattarla con formati più corti, ciò che abbiamo detto prima con la cronaca, non la scienza, e con formati ridicoli di noi, perché si vede che pure a livello nazionale non ha siti internet, basta vedere i siti internet di media nazionali, per vedere che cercano un altro contenuto, perché c'è un modello di consumo, un modo di consumo dell'informazione che è cambiato. Dunque, abbiamo avuto radio quando abbiamo fatto parecchi affari non un lessico di Saint-Valentin di maniera appena ironica radio abbiamo avuto più ridorni con che con l'intervista di Emile Zuccarelli non la Igida che dice che affari assai interessanti da stronde ma abbiamo avuto più ridorni con Safari qui che era radio più leggero non a Saint-Valentin che non un'intervista di fondo che concerne un problema di società che fa i dibattiti. Donc, si formati di radio corti, qualcosa che bene di più una stampa scritta, soprattutto non da internet, perché chi ha un altro modo di consumazione dell'informazione, ma in corso di radio che ha costretta è doppia. Quando si sa che in francese, un tempo passato, non ha stampa scritta e di 20 minuti per ogni persona, ogni giorno, da stronde, di ciò che ha dato un nome al giornale 20 minuti, e una scuola più importante di scrivere in corso perché ci domanda una capiscitura torna più lunga e radio dice dall'estro midente di ognuno e torna qui, scrive in francese, di già una scommessa e è letto. Pensate appena con una lingua di radio minorizzata, pone difficoltà astre. Invece, quando scrivo, ma non parla dalla scuola di giornalismo di noi, quando scrivo per essere letto, voglio essere letto e ce n'è che fanno lo sforzo, ma di regola un media non deve mica domandare di fare un sforzo così tanto. Basta vedere ciò che li fanno i nostri giornali di stampa quotidiana, regionale, in regione, dove le lingue dette regionali e insistono a fare qui perché chi c'è Romano Gulona che è presente che mi ha dato ripia se mi sbaglio c'è una produzione in nostri media di regione girata a identità forte con una lingua, c'è un telegramma che va appena a girare un britano ma traduce l'articolo in francese per la maggior parte, per conto mio non mi pare mica essere la soluzione una. In una società che cerca di girare a minimizzare ogni sforzo, si va subito per il francese. In francese lo sforzo è
più debole. E pur usare bislingua, vi faccio anche una confessione, sono pressato che c'è un testo, un corso, e accanto un testo francese, sa di 2 minuti belli e avere l'informazione presto, un mille di un francese. Per la sicura c'è sempre girato qualche irreduttibile per andare in lingua detta regionale, ma l'impatto firmerà minimo. Dopo un resto di stampa francese, c'è il Corriere Picard, mi pare che fa ogni anno un numero bilingue, o anche stanno usando un Picard, mi pare. C'è di nuovo il Journal du Pays Basque, che tra il 2001 e il 2013 di giocatori cacciava un supplemento gratis, stanno usando in lingua basca. Si chiamava Minza, mi pare, se non è pochi conoscono, so che sono pochi specialisti del paese basco qui. C'è anche il settimanale Eria, che dirà il più vecchio giornale basco, creato nel 1944 da qualche militante, un basco, ma che stradiese a Montaigne un lettorato, campo girato con la rugati, all'ingrosso ha fatto una ricerca, cioè all'ingrosso 2000 rugati, ha spesso militanti in più, che non bastano per assicurare la perenità di un giornale a livello economico. Si è arrivati che per la stampa scritta, mica subvenzionata, mica militante, è difficile esistere di droit e soprattutto d'allargare l'uso pubblico in una lingua minoritaria. Pur guardare la lingua corsa di AZTC, che cosmatin per portare non t'ho usato, veramente cosmatin ha firmato la guerra di luglio scorso, abbiamo cercato a francare un altro passo. I titoli di rubriche su bislingue, i nomi di luoghi, abbiamo cercato a fare ogni tanto in noi, donc l'abbiamo inventato qualche cronaca letteraria, non ta giochi esce a livello di abruzione, di gas edizione locale. Ciò che non era mica un caso fino a e da stronde c'è anche un vantaggio girato che ne avevamo di beta a stampa audiovisiva, parlando con i colleghi di BHT, di RCFM, mi sono visto che più bas e più strasiedi hanno a trovare interlocutori bislingui di più scarsi, non tu terreno per fare i soggetti. Accaduto anche a voi di cascare in un riporto di BHT, la dire che i soggetti è fatto usare un corso, ma con l'intervista quando fa con una persona in francese. Donc c'è questo problema di risorse umane, di una società che non è mica bislingua, e un problema che è fuori di redazione, di stampa, e anche un altro, che tutti i giornalisti non sono mica bislingui e certi vanno in traduzione bell'astri. Invece per la stampa scritta, la difficoltà questi di trovare interlocutori corsovi non si pone mica. Non si pone mica perché i giornalisti, se le corsovono, potrà usare. E da stronde ciò che faccio a maggior parte del tempo, per gli articoli, le interviste, impone una carica di lavoro in più, cioè di là. E tanto un giornalista girato si improvvisa, diventa di noi traduttore. Permette di fare assai a fare, per un detto ha dovuto parlare solo per storietta e girato a Xavier Bertrand un giorno, che era deputato di Repubblicani, cascavano per una riunione pubblica in Lumio e li vegia di in corso qualche giorno dopo che le racconta la goviglia di un corso. Forse appena dispettoso, non era mica troppo contento, ma chiamato di noi per continuare la storia, ma era solo per magagna. E donc permette di ammentare ciò che lì girato a piazza il corso
in una sfera economica, che è una scommessa di noi, mi pare di pochi anni. Scrive in corso di noi sapere che non è mica possibile di fare a prima pagina di trattare l'informazione centrale di un giorno in corso. Perché? Semplicemente perché è un'informazione che ha una piazza larga, importante e alta, una gerarchia di informazione che deve essere capita da tutti. Un po' mica come si può arrivare a un resoconto di una sessione dell'assemblea di Corsica senza un corso. Mica a livello di competenze di persone, ma sempre con questa difficoltà di trovare un lettorato. Oggi un'intrapresa di stampa, un'amica interesse economico a fare in lingua corsa. Un turista, per un detto, una boeria capì, mi pare logica, fuori di una questione di immagine, perché chi marcava di noi di va appena un corso no media, ma a lingua corsa un'amica costi, un'amica valore economico, andando anche di più lontano in radio, per si tempi di crisi economica e di crisi più generale di stampa scritta, diremmo che di anche un risico economico di cercare a fare di più un corso. Si dà ad una parte di un lettorato di giocare di una metà do primo, si famosi 20% con basta non assicura di girare un lettorato e a mantenere un livello di rentabilità di un media. Si dà fare di più un corso, fare un corso matin sans usare un corso, si dà una parte di lettorato si tempi che giusto appunto non si cerca manco più in radio in si tempi di crisi di stampa, non si cerca manco più a vincere le torri, ma a un perdere mica di più. Molto più che ciò a dire in noi, non so mica persuaso che a domanda di lingua corsa in una stampa scritta sia importante assai da parte al pubblico. Per pigliare i cifri che siano una gria significativi, posso ammettere quello di cronache in corso che sono messe in linea nel sito internet di un giornale, permette di pigliare appena la temperatura, nel sito di corsmatin.com a cronaca di domenica e fra gli articoli i meno letti di domenica. Esempio, ho domandato un po' di cifre al servizio web radio di Corso Matin, a cronaca di l'8 d'agosto scorso, dove davamo barre nella elezione presidenziale, ha fatto i cifre esatti, 160 click nel Facebook, 40 nel Twitter, per all'ingrosso 1100 viste. Ciò che un'onda di beta d'altri articoli in francese. Ma dipende in di uso dietro, che ci la rammentale, cioè sapere interessare la gente, cioè sapere conoscere il modo di consumo di informazione, per un detto quella a cronaca di domenica prima, di fine di luglio, nanta a bomba muglio di UFLNC, di radio ha fatto 2318 click nel Facebook, 148 nel Twitter, per all'ingrosso più di 4000 viste dell'articolo in linea. Donc qui si vede che c'è una piccola progressione comunque. È normale, ma il radio ferma poco, come l'ha detto prima, di betta altri articoli che fanno assai udienza, come la rubrica Fait divers, e per aumentare un'attualità che abbiamo conosciuto poco fa, per l'articolo non ha l'affare di Cisco, gli avvenimenti di Cisco sono più come un la chiamali, abbiamo fatto 1.300.000 click in una giornata su internet.
non siamo mica troppo nella stessa proporzione, ma qui di noi abbiamo fatto girare appena straordinario. Ma tutto che per dire che in corso di regola l'audienza è appena più debole, dipende dagli studenti, ma di regola siamo comunque esatto alla mezza. Pur se la l'offerta, posto che il contenuto è messo usando in corso, non tosido, accessibile e gratis, ciò che non è mica il caso degli articoli in francese. Meglio, torna per portare il radio nella esperienza, certi internauti che vanno avere il sito internet, a consultare il sito internet di Corso Matin, che vedono che c'è una cronaca in corso che si fa, mandano anche email a un giornale domandando la traduzione di un testo da quello in francese. Eppure, secondo lo studio di novembre 2002 di AZTC, aumentato prima, 90% di sondati dicono che l'Iole è una società bislingua in Corsica. Bon, dopo, le persone che mandano email di Corso Matin non sono forse mica rappresentative dell'insieme della popolazione corsa, avevo concedo volentieri. Ma mi interrogavo proprio in questa domanda di lingua. Non sa brama di lingua. Cioè dico anche che a livello scolare parecchi professori di corso mi hanno contattato perché li mandi emocronache, ma soprattutto gli articoli di stampa e di mondo giornalistico da poi far lavorare i scolari. Non pensavo mica a principio, ma mi sono visto che poi hanno giocato tanto d'arnese pedagogico, che il linguaggio giornalistico era forse di più capiscido, accessibile che la produzione letteraria. E sono stato anche stunato da stronde di scoprire qualche mese fa che mi avevano sciaccato una cronaca, un manuale scolare per i 10 anni. Donc bon, a dire la franca mi sono appena inquietato, mi ha fatto sì pressione appena strana di vecchiaia, di avere già compiuto a magari e tanto mi è venuta appena una forma d'angoscia. E dall'altra parte è buono che ci può essere per la bene una progressione di un lettorato in lingua corsa. Perché? Perché di fatto se i più anziani parlano corso, non sanno mica sempre leggerlo. Invece i giovani, per la maggior parte che hanno seguito una formazione in corso, non parlano mica, ma usano leggere, sono capaci a leggerlo. Quindi di noi il lavoro di formazione che è stato fatto di parecchi anni, l'hanno imparato in scuola e la formazione gli permette spesso di radio sagabicidura di scritto pur se non parlano mica. Fidando torna i cifri di radio che possono dare informazione, si chiarisce appena su proposito questi, i cifri di Villiers e Wiesling, i radio che c'è anche da sperare, perché non c'è mica essere troppo pessimisti in noi. C'erano nel 2000 1151 idee in scuole mislingue. Ce n'era 9010 nel 2015. Per questo ci possono essere risorse per un lettorato di girato per l'anno di bene, no? E sarà forse girato l'imbusca maggiore di Siboghi anni e se capace a interessare, a indirizzarsi di noi a queste generazioni nuove, proponendo i formati studiosi che li convengono e ad essere un pubblico nuovo per la lingua corsa. Fuori della scrittura giornalistica ci sarebbe anche una riflessione forse a mettere un ballo a dire perché è un parere personale non ta letteratura per la gioventù che principia chi sa fa ma chi verma sempre scarsa di radio e sono forse bie veramente da sfruttare da che la lingua trovi veramente un lettorato nuovo per l'anni che bene. Per aumentare un'altra parte di mia intervenzione, per entrare in un altro proposito, cioè di chi scrive in lingua corsa in immediata e di noi essere girare una sperimentazione quotidiana.
e di noi essere capaci di avere i doni di un lettorato che sono forse più vivi che per il francese. In quasi 4 anni mi sono visto che il grado di tolleranza in corso era più debole. Basta sentire di quando in quando un forum di RCFM per vedere che c'è questa problematica di noi. Pur se lo c'è meno elettorato, il grado di tolleranza è più debole. E quando scrivo in corso non si può mica va sbagli, così no c'è un tale o tale che da chiamare per dire che non si dice mica così, di un famoso di in me non dice mica così ma ognuno può dire ciò che vuole. E per esempio gli impresti inglesi sono meno tollerati mi si barra in corso. Ci sarà forse un problema complesso di betta lingua perché un po' mica problema di parking in francese invece che esiste parc de stazionnement che non muoisce la strada ma in corso c'è di parcheggio e un giorno per la storietta e radio per stuzzicare appena volia scrivere forse appena di maniera appena rispettosa mi volia scrivere qualcosa del genere un l'altro giorno dire in guardato un parking di qui che come scooter per andare a cercare un hot dog e 2 nuggets e andare a fare una partita di PlayStation. In bulidia au corso così o francese non la stessa frase. C'è un amico che mi dice no ma non fa mica così, on la fa mica, t'ha una cascata tutta addosso. E invece gli inglesi gli dicono rendezvous, gli italiani dicono computer e senza buone questioni di impresti. Altro esempio, Campado, di una storia campada, mi toccava scrivere una cronaca ghiottinée che bene per fare un piccolo rammento storico dall'autore Joseph Ignace Guillotin all'epoca della rivoluzione e un giorno una cronaca faccio la scelta di scrivere che un di poi non so mica esattamente perché in che contesto era stato ghigliottinato che aiuterò da strano una parola che aiuterò un dizionario corso e come Baria manca appena dato e berra ma ci volia scegliere perché chi scrive di noi soprattutto in un media fa una scelta magari ci porterà di noi appena più tardi tanto si è ingaggiato quando abbiamo impiegato questa parola giustizia si è ingaggiato con un lettore per mail una ragionata d'una settimana per sapere perché chi non aveva mica scritto Scaba invece Scaba corrisponde a un fatto di Dayaouga semplicemente decapité in francese ma con mica una sentenza come la ghigliottina con non corrisponde mica a una condanna che fa così riverenza a un'epica che la gesia per sediare che la gesia un dibattito tanto meglio ma fa vedere che su comportamento così fa vedere che c'è sul rapporto alla lingua che deve essere scomplessato per normalizzarla un sbaglio una coquille come lo dicono nel linguaggio giornalistico che un articolo in francese un'inversione di lettere qualcosa che viene di maniera regolare un sbaglio di congiugazione che accade spesso che quando si fanno le cose appena presto essendo obbligato da un tempo è meno rimproverato in francese che in corso cioè essere cosciente e per questo come faccio sempre parecchie riletture per l'articolo in corso così no non ci sortiamo l'impatto è mica lo stesso e si sa che lo sbaglio in corso può indignare di noi c'è questa responsabilità penso può indignare la diffusione di suo sbaglio in un media e molto più quando i testi sono pigliati per scuole con un obiettivo di pedagogia dopo c'è anche la questione di radio complessa assai di vocabolario non so mica persuaso che oggi
abbiamo tutti irlandesi, tutti la trazia mani di radio, da poi trattare ogni soggetto in corso come un francese. Manca di sicuro, i radio un lavoro non ta neurologia, non ta lessico. Esempio, faccio un soggetto non ta a grisa di rumensule, bon, qui è un'accademia in Corsica, donc bon, siamo quanto appena risparmiati, senza avere tempo di riflettere 3 giorni, come dico, le tri. Guardo appena nel dizionario, cerco di avere una parola che passa, guardo a cernuliera, non mi capisce, sommetto che manca a pensare che perdo il lettore subito, sommetto che pone una difficoltà di capiscitura. Lo scopo non è mica di leggere l'articolo che il dizionario accanto. La famosa teoria di 20 minuti, se io dico consacrare a radio 20 minuti all'informazione, non è mica perdere 5 minuti andare a cercare il dizionario, mi pare logica di no. Alors, come dico, le tri, certa di rumensule, certa in rumensule, cioè a trois, j'ai radio una berivrasa, perché ho pensato anche a dire udri, ma perché non è boggio udri, ma di francisato mi pare manca appena dato. Altro esempio, per il trasporto marittimo, l'affare di SNCM, redressement judiciaire, un vocabolario assai tecnico, complesso, amministrativo, liquidation judiciaire, per il giradio numerico, come dico, le haut débit, l'alto flusso, c'è questa parola che a momento si è affacata, come dico, le wifi. So parole, espressioni che spesso mancano, sono mica definite e istituzionalizzate, cioè la inventare, imprestare, donc io mi pongo mica la questione, scrivo il wifi. Ne boghi, non reda i casa, a livello di capiscitura, non sono mica sicuro che può passare. Donc, sono parole che ci la inventa, a imprestare da stredini, e posto che storicamente non fa mica parte di un paesaggio linguaggio corso, ricco assai per il dominio di un diritto, per un detto, per il pastoralismo, la politica, ma mica per nuove tecnologie che dicono un linguaggio che è inventato a livello mondiale. Ma non tocca mica a me, intanto che giornalista, a inventare queste parole. Perché sono giornalista, non sono mica linguista, non sono mica professore di corso, né capace a fare i neologismi e soprattutto a assumere questa certa e questa responsabilità. Tocca, io penso ai scientifici, ai gente che amministrano veramente la lingua, che lavorano a fondo, tocca a loro a farla. Il giornalista corso non è mica qui per creare, per inventare il vocabolario, ma per assicurare la diffusione e popolarizzare le parole. In tutti i casi, di la maniera che concepisco il ruolo di giornalista in una società bislingua. Donc, facendo così, quando più la responsabilità, perché è una responsabilità di scrivere il wifi, facendo così, c'è più una responsabilità che il giornalista che scrive in francese non ci pensa manca appena. Donc c'è di noi su scopo di costruzione, di riflessione, non a maniera di popolarizzare le parole e con tocca mica un giornalista di lingua fa. Per compiere, di radio che scrive in corso, pare logica, non è mica scrive in francese, per tutte le regioni che abbiamo intentato prima. Di un'evidenza impone i BIA in conto i radio fattori barretti in una lingua minacciata e minorizzata, mica minorizzata di noi, di fatti, impone di noi di adattare la sua attitudine professionale e avere la difficoltà sarà di trapassare tutto questo, invece non si tratta manca appena di radio di schisa responsabilità che la stampa ha in quanto a diffusione, a promozione della lingua, c'è una responsabilità a scoperta di lavoro e si vede che iniziative
soppiate non tabaretti supporti e chi ha stampa audiovisiva, ha stampa scritta con difficoltà astre e più importante forse, è capace a pigliare di noi, ma ferma tributaria di barrettiatori e di l'educazione, barrettiatori universitari, a sujadio e a suja stessa di noi, se lui sa domanda, sa brama di lingua, c'è qualcosa che si può fare di maniera più importante e andando di più per di radio supporti che siano i lingui. E per fare appena girato la fariseria ha cercato appena dopo aver lavorato in questa intervenzione qui mi sono detto che c'era qualcosa un corso che oggi si basa non è inventato nulla di un filosofo Edgar Morin qu'on a parlato tanto dans la corsica e qui non si tratta manco appena di corsica ma è lui che diceva lorsque les traits d'une certaine identité sont bouleversés par le déferlement d'une civilisation qui homogénéise tout, il y a une sorte de sursaut. E penso che questi pochi anni e ciò che la conosce a Corsica diventa la sua lingua. C'è una rama, quantunque, c'è una dimerta di costruzione puro a livello politico di linguismo e a lingua di una parte importante fondamentale dell'identità, ma di noi di una problematica che deve essere trattata di maniera globale e girare mica solo, bella sicura, mica solo per via dei media. Dell'educazione, ne manco di politiche linguistiche o dell'università che ha di noi in carica di costruire sul linguismo e tutti la tratti l'arnesi che noi possiamo avere e mettere a disposizione per la promozione della lingua. Donc, a bareme a responsabilità di collettivo e a stampa bella sicura può accompagnare a costruzione a soberta di impegno di responsabilità può accompagnare la costruzione di un linguismo ma dice radio per compiere un po' mica costruisce e la sola o linguismo tanto penso che abbiamo fatto girare la questione per ciò che mi concerne dice radio e se avete un'epoca umane ci rispondo volentieri e so posso a ringraziarvi. Spero che Diago Mudier non sarà mica troppo cattivo. Il campionato del Sud è stato analizzato. Poi la radio a spremarmi. Buongiorno. Ringraziamo per questa bella conferenza, parlare di un corso, parlare di un corso. E ciò che vorrebbe domandarvi è per rapporto all'idea vostra di RCFM. Un piacere di stare sempre le stesse persone, perché ci sono le poesie, ma mi pare che gli arti non si allarghi mica. E giustamente non so mica ciò che voi ne pensate. L'idea vostra? Allora, l'idea vostra io non posso mica intervenire a nome di RCFM. L'idea vostra penso che è un appuntamento quotidiano, radio, dunque in un mondo di radio in corso, che esiste a di boi barrettiani, ma è vera, non riesce tanto a allargare uso pubblico. Si sente che sono spesso le stesse persone che ci partecipano. Ho lavorato appena di noi per RCFM nel quadro di uno stage 4-5 anni fa e c'era questa difficoltà veramente di trovare un pubblico nuovo. Forse, ma questo è un po' da comparare personale,
mica a nome di un'istituzione come RCFM, forse gioierebbe a modificare forse un contenuto, un modello di emissione per cercare di toccare un pubblico nuovo, con tematiche forse di più strette e veramente che toccano forse un pubblico più giovane, e penso che così c'è veramente un passo a francare, ma torno una volta di milioni di figli di rispondere a questa questione così, posto che a Bueria di forse pone e radio una mattina al forum di RCFM, giusto appunto. Buono mica che parli o forum RCFM, ma non chiama Radio più, Ah, ma. ma chiama Radio più, perché sono sempre gli stessi che chiamano e forse un assetto. Ma ciò che voglio dire di fare la lingua, sarebbe interessante di le possibilità. Corsiger certains mots pour pouvoir s'exprimer en français, parce que le corse n'est rien sans le français pour moi. Vous voyez? Et non pas l'inverse. C'est un postulat. Allora, la cercare di fare girare appena la parola. Filippa, volevi domandare? No? Ah, scusami. Forse un studente per apre appena... Giacomo? Sicuro. No, ma hanno la sbuccare. Tempo dal manacca questione. Giacomo che rammenta una mica rammentata innanzi e che... Vabbè... Pedi che il ciclo di Sistondi qui è organizzato e programmato da Jacopo Tiera in un quadro di missioni e creatività. Gli do la parola. Grazie. Allora io volevo dire in prima una cosa, volevo dire che su piccolo momento che l'ho già preparato Julien con tanto garbo e tanta eloquenza e di noi veramente la capacità di iniziare una riflessione in un campo che si aumenta sempre pigliando un pezzadello. Qui ci ha fatto un panorama di insieme e di assai utile. Io suggerisco che ciò che se lui c'è un puntello scritto di una comunicazione, qui se tu l'hai fatto, che lo possa essere diffuso, esperto, perché sarebbe interessante per tutto ognuno di una comunicazione che è ricca assai. Voglio dire che entra nel quadro di Avesta e la lingua, perché a parer nostro Avesta e la lingua non è mica un avvenimento così che si finisce qualcosa di ciò che si chiama in francese un temps fort, è costituito di temps fort, di una struttura lunga l'anno, e ciò che lui già detto, di una primura, di una lingua tutto l'anno e mica solo per un momento, per una stonda di Avesta, Avesta è lunga. Ed è un piacere. Allora io hai detto tanti affari che non si può mica pigliare la parola dopo, non insieme, ma non un affare appena per ridere, per dire appena tutte le trappole che ci sono quando si cerca la parola giusta. E capite, ciò che tu dici è giustissimo, ci vuole che ci siano l'arnese, non tocca mica un giornalista a inventare la lingua tutti i giorni. Io mi ricordo negli anni 80 quando mi occupavo, mi avevano fatto l'onore e mi avevano dato la carica di fare appena di corsizzazione dei primi giornalisti, così, e mi ricordo che quando li ricevevano un dispaccio di l'AFP c'era la differenza tra i giornalisti che facevano in corsa in francese. Quelli che facevano in francese potevano rispettare tale quale il dispaccio dell'AFP, invece che gli altri erano obbligati a fare la traduzione, gli domandavo a poco prezzo 2 volte di più lavoro, in tempo, voglio dire, professionale. E qui voglio dire che ha un costo, che è un costo finanziario, economico e anche un costo per le persone stesse. Ben a dire un'indiatura che dia a tempo un piacere e a tempo un castigo. Allora, questa è una riflessione così, un punto di referenza, poi dopo un altro punto di referenza in ciò che tu hai scelto,
ghigliottinare o scabbare. I corsi come hanno fatto? In della tradizione hanno detto ghigliottina. Che hanno fatto? Hanno pigliato una parola, che è la ghigliottina, che l'hanno corsizzato in maniera appena ridicola. Non tocca mica a me, che sono tipo rispettosi, a dire ciò che c'è da ghigliottina. C'è una specie di inversione così, di esitazione a ogni momento. Sicuro. Sicuro. Un poeta, un francese, dice le bon Dieu s'est énervé dans son atelier. C'est bien. Le bon Dieu s'est énervé dans son atelier. E chi diceva? Come diceva? Que bon Dieu s'est énervé dans son atelier. Il faut du temps pour faire un homme. Voilà. Il faut du temps pour faire un arbre. E c'è un esempio, l'arbo e l'uomo. Bon. C'è un tempo per fare l'uomo. Ma va a girare la parola, c'è Romano che ha domandato, ma in tutti i casi, a Gugliettina, chi... Ringraziabili. Prima di tutto, mica per montagli a Zega, perché io non sono studente nostro, siamo parecchi a l'usuitato, ma Giulio Matteo mi face piacere di dirla, face esempio di noi per tutti gli studenti di studi corsi che sono qui, perché ha avuto un bel discorso. E all'epoca crichinava e si lagnava, non ci voleva fare un risposto di 20 minuti, ora ci parla più di un'ora così, senza note, dunque è un fatto di valutazione appena e ti felicito. Comincia a dire l'affare quelli, proprio quelli, perché l'ha detta Giacomo, hai fatto un specchio assai largo di media, dunque ci saranno tante affari di ed è assai attivo e nasce un contrasto di dibattito e non sono mica consento con tutto ciò che è stato detto ed è buon gozo, forse ci vorrebbe un caffè se da tempo un'oretta ci bigliamo per discorrere mica qui, ma giusto all'infuria forse ci sarebbe da discorrere non da tutta la problematica che ti hai ammintato dicendo all'ingrosso corso matin all'ingrosso alla corte un po' mica troppo scrivi in corso perché non si legge mica ma qui punti leggi palesi tutto il problema dell'offerta e di domanda che non si può mica riucce unicamente a corso matin un po' mica scrive in corso se non la fare un mica uno di forse di qui i più giovani forse mica ma tutto il mondo avrà in capo qui, tutti in giù, immagine di queste ville, ma di centinaia e centinaia di metri di giovani di 15 anni che facevano a villa per comprare l'ultimo Harry Potter in inglese, quando lui uscì in inglese, libroni di in Francia, dico, libroni di 700 pagine o 800 pagine in inglese. Dunque, quindi un lungo dibattito tra l'offerta e la domanda e io penso che corso matin l'abbiamo capito di un media privato ma di un solo quotidiano, dunque c'è una carica simbolica a livello di lingua e una carica sociale tremenda, che non si può mica riducere a conto me dicendo c'è 80% della popolazione che non capisce mica perché non so mica Alain, Diago, come lo si dice, il serpent che si morde la queue, ma il problema è se in una politica di normalizzazione se i media non pigliano mica in carica una parte maggiore a livello sociale, si indebolisce la lingua in modo generale, pur se non sono mica isolatori, tanto si scrive di meno in corso, tanto si legge di meno e viceversa. Ma ne discuteremo un'altra volta. Un'altra affare di un tono di lingua impiegata in corso in francese, e io non leggo mica tutto in corso di un corso matin, ma ti souhaito e ti leggo appena, trovo alle volte che di lavoro anche tutto c'è un tono appena più sciolto, appena più libero in corso che in francese, che meno normativo mica a livello di impiego di parole, ma non ta critica, non ta scherzo. E penso a un affare, qui c'è va appena all'incontro di ciò che tu dici, forse non è più capito, ma penso a un dibattito di municipale a livello sociolinguistico, mi pare interessante che c'era stato al secondo giro tra Gilles Simeoni e Emile Zuccarelli, dibattito in francese, a sola parola impiegata in corso in un dibattito di Gilles Simeoni che dice a Zuccarelli, povero a te, e chi a dia li dice di tu, e perché Zuccarelli faceva come lo face contro Gilles Simeoni,
e Simeone dice di tu, e in più non ha un modo che non gli corrisponde mica troppo, che mica un coso di a partire da Barcellona dicendogli povera te, perché lui contava, diceva che lui contava bugie e a fare così. E dunque qui si arriva in un dibattito di un solo coso che a lingua corsa dice altra fare che un francese, e forse dirà mica una umana, ma un punto per rimbobare su livello qui, da sapere se un giornalista bilingue corso e francese è solo avere la capacità tecnica di parlare corso e di parlare francese, quanto meglio no. Ma bon, ci sarebbe, come lo dice Jacopo, assai a fare di. Lei mi lascia rispondere, monsieur, è stato quantunque sollecitato, se può... Allora, per rispondere all'affare di agronica di domenica, che la duetta, il contenuto nuovo che si è fatto di con settimana di luglio 2015, e dice radio che agronica di domenica di una categoria editoriale che non è mica veramente un articolo né di fondo né qualcosa, lo scopo di fare un biglietto, di dare un parere personale. Per questo qui dice fino a tanto in radio, fino a così non dai noi sotto il sole, di betta ciò che si faceva prima, ciò che è stato appena noi, per semplificare l'affare, dire con settimana che tanto facciamo un'intervista, facendo interventi persone, e quindi noi dire importante di va bene che oggi ci approfitta, penso, di su consenso in giro a lingua corsa. Face che ogni politico oggi è contento di Nimo, forse uno o due volte Nimo mi ha ricusato un giorno un'intervista perché gli era in corso. Un giorno ce n'è uno che mi ha detto, e in più di nazionalista, un giorno uno che mi ha detto, ma capisci, se l'hai fatta in corso l'intervista faccio di meno audienza e tutto. Bon, non dice radio mica un nome perché non voglio mica in champagne, voilà. Ma non, per portare non un genere giornalistico a cronaca permette un biglietto che si scrive in un quadro, una categoria di un editoriale, e con una mica valore veramente informativo, ma piuttosto di dare un parere. Dopo per settimana ciò che si fa è veramente non dare un articolo che è neutro e che veramente ha un valore giornalistico, e penso, perché chi ha percorso appena tutta stampa, guardo di tanto guarda appena comunque, e oggi è fuori di ciò che si faceva con Pierre Negrella all'epoca nella Corsica, penso non c'è mica una produzione così in una stampa scritta, non vale mica dire che è di qualità, ma a livello di formato non è mica qualcosa che esperta assai. Dopo so più esattamente che dire a Oman, non ta... No, ecco, Cosmata non si può mica scaricare perché ha sa responsabilità. Dopo la giornata non posso mica parlare io a nome di un giornale, manca appena. Ciò che posso dire comunque di che c'è stata una piccola progressione si pochi mesi, bon, pur se lo si può sempre fare di più. Corso è un solo giornale di stampa quotidiana in Corsica, non si può mica schizare sa responsabilità, questa non è mica possibile. Ma non si può mica domandare perché chi ha spesso ho sento sui discorsi questi, ma perché chi non fa dei mica di più, perché chi non fa dei mica di più, prima perché chi non sono mica persuaso che chi ha domanda sia portante veramente, qui manca un studio veramente e sa da strande, perché chi nel 2017 è previsto nel quadro dell'attività di Corso Matin di va un studio non t'ho letturato di Corso Matin per bere ciò che bacio con mica ne rubriche di maniera generale nel giornale, e c'è da essere una domanda a tutti i ragazzi di Corso Matin, c'è da essere una domanda non a brama di lingua se li vogliono di più corso tutto quello. Così si può avere veramente
più appena ad imperadura. Ma non so mica persuaso prima che la domanda sia veramente importante. Usiamo da fare di che c'è un rischio economico pure se è vero, mette una pagina in corso tutti i giorni di corso matin, non è mica che da affondare il giornale, siamo da consento. Ma ciò che dico è che non si può mica, per conto mio, trattare l'informazione di un giorno, quella che è una piazza alta nella gerarchia dell'informazione, la fare esisco, che deve essere capito da tutti, che è un affare sensibile assai, più questo esempio qui perché è accaduto poco fa, mi pare difficile, francamente, di poterlo trattare senza usare un corso. Mi pare difficile. E tanto non è mica né una questione di responsabilità, perché il corso matin piglia soperte, e d'altronde c'è un progetto per mettere ancora di più, ma perché c'è anche la questione delle risorse umane. C'è anche la questione delle risorse umane, e si vede che qui quando la formazione di DU di giornalismo bislingua c'è da essere risorse in più che dovrebbero permettere di va appena in più. Vi faccio rimarcare di noi che oggi, se voi guardate il giornale d'oggi, c'è un articolo nel locale di Bastia in corso, che è un articolo di informazione, un evento che ha coperto ieri in Bastia in corso, con un formato che è mica importante assai, di qualcosa di 2000 segni, mica importante assai, ma dopo cioè conoscere il lettorato e non so mica persuaso che è veramente produttivo di fare un articolo di 8000 segni in corso. Non penso mica che lo sia veramente produttivo. Penso che ciò andrà a già prima, formati corti e trattati di tutto, perché chi lo scopo di noi più che veramente di mettere la lingua a ogni sarsa, più che il lavoro di stampa, di media di maniera generale, piuttosto di lavorare di una rappresentazione della lingua che bacia di tutto, che bacia fa intervenire tutto il mondo, e ogni campo politico, ciò che diceva prima, non si può mica pensare, in un'intervista di stampa scritta, un giorno forse Emile Zuccarelli, come venerdì scorso, parla in una pagina sana di laicità, perché è presidente della commissione nazionale che è da riorganizzare la laicità nella funzione pubblica, e penso che qualche anno fa questa affare qui non era mica possibile, ma penso che non si può anche immaginare. Ecco, per i progressi, dopo è vero che è un dibattito assai largo, ma ne discuteremo quando volete. Ma è pure. Ma mi scuserete, una griglia di esce una piccola stonda di udito lo stesso di nostra conferenza, sapere lingua corsa e giornalismo, per ritrovarci subito. Perché? Perché chi di voi decine d'anni mi pare che lo scopo numero uno di tutti quelli che si sono interessati, si interessano sempre alla lingua, è uso progresso della lingua e uso salvamento soprattutto. E da su canto i progressi sono stati poco. Un solo progresso non c'è più disprezzo di questa lingua. Pochi anni fa, quando si parlava di voler impiegare un corso, di parlare corso, certi dicevano un patois. Anche così il patois di una lingua era un disprezzo. Non si sente più questo. E questo è un progresso quantunque importante. Ma per giungere a fare che questo progresso permette a quelli che non sono mica militanti, che non si sono mica arraigati, di leggere questa lingua, c'è uno spazio che è difficile a riempire, e il vostro sposto ne ha dato la prova e ne ha fatto la dimostrazione, sia per rallegrare, sia al contrario per ribuone questioni che ci vengono portare a continuare la lotta. E da questa vostra lotta deve continuare, anche se non siete mica letto, anche se i vostri articoli non sono mica letti, non fate mica statistiche. Se la moglie qui se ne era delusa da statistiche per scrivere il suo romanzo, questa me ha cessato di scrivere subito. Ma ha continuato, ha avuto ragione di continuare, e per domani è un affare che è importantissimo. E ciò deve continuare a dire detto, anzi, i vostri scritti, se non sono mica letti oggi, umano o umano,
entreranno forse come documenti, possono essere utilizzati subito oggi come documenti. Ma per giungere a fare che il pubblico leggi, perché chi decine anni fa già scrive corso, legge corso, ci vuole che andarci piano piano. Si può pigliare un giornale, un giornale che si riceve tutti i giorni, e corso battano. Pigliate in toponimia, i progressi. Questo non c'è mica comunque qualcosa di difficile. Come si fa che li so così lenti, così... Dice radio, sulla cercare i nomi dei paesi. Allora sono scritti in un corso di un piccolo progresso. Non si scrivevano, che mai? È mai italiano, ma mica in francese. Scrivevano in italiano. Allora sono scritti giochi in corso. Ma perché chi non si è mica dato più un furia molto, una presa in conto di questa toponimia in lingua corsa? Questa si conosce. I nomi, allora non parliamo mica di nomi all'interiore degli iscritti, quando c'è una festa per esempio, tutte sei esce che hanno nomi magnifici da noi, se San Marcello, e se Notre Dame, e di così e di là, tutto ciò che c'è un regione corso ci ne scordiamo e questo può essere fatto senza difficoltà, sono progressi che si possono fare tutti i giorni, di maniera che quelli che hanno un colpo d'occhio, perché una linea si sente, c'ho la sente e si sente meno per disgrazia, ma si vede, no? Si vede, e a forza di vederla, poco a poco si ficca in due mente delle persone e poi noi a sviluppare poco a poco un testo. Allora, ci può essere una pagina, non mi sempre nel suo giornale c'era Sant'Agasta, il Gorcio Sant'Agasta, che faceva questa pagina di yogi per i zidelli. I zidelli è importantissimo, ci vorrebbe forse che la ci sia una maniera di buscare qualcosa per chi è mamma e soprattutto si interessano anche a si yogi in cui i zidelli e tanto il progresso sarebbe anche moltiplicato, eccetera, eccetera. Allora, una parola che mi ha fatto male in giorno, ciò che avete detto, è parlato aumentato, perché ci volerei a dire, a parlare, a tutto un dell'ordine, ma è stato troppo ricco il risposto per rispondere a tutto. Ed parlato di iduristi, aumentato, uduristo, che vuole ritrovare qualcosa perché lo capisca a tanti, perché se noi vediamo l'affare di udurismo, tanto la lingua si pianta. Un Pieraggio con un esempio. A due posto più di una volta questione in due ristoranti, perché chi, quando voi pigliate un istinto, il menù, che voi pigliate ciò che è roba porcina, c'è la coppa, c'è un lonzo e poi c'è saucisson. Come è che poi dei saucisson e mica salsiccia? Ah, capite che a coppa c'è la coppa, il lonzo c'è il lonzo, si va in Italia, si va in Corsica, la salsiccia, ci vuole spiegare ai turisti ciò che è. Allora, per spiegare ai turisti ciò che è la salsiccia, si elimina il termine e baladissima in capo la lingua corta. Dunque, sono dettagli che ci vuole sapere eliminare subito. Dico questo per far passare meglio, ciò che la può essere un rapporto fra ciò che si può sentire, ciò che si può leggere, ciò che lo può portare e quello che non capisce mica. Una spiegazione lì si dà, si lo dice a un turista come l'è fatta la salsiccia, non manda tanto tempo, ma mica chiama la saucisson, eccetera, eccetera. Alla fine, vedete, andiamo forse lontano, ma io sono contento di un fatto che la lingua non è più sottomessa a un disprezzo, che c'è bisogno di andarci piano, ma che di già in due stampa, non parlerà di mica l'audiovisivo ha progressi a fare, è diventata la lingua di idoli non c'è mica altre cose, si può dire, ha progressi a fare, ma in due stampa, che mi concerne più particolarmente, andateci più piano, può essere, ma di una maniera generale, non parlo mica di vostri iscritti in particolare, ma continuate a fare ciò che voi fate, perché chi non è mica per oggi, è per domani e di qualcosa non c'è mica scordato. Bravo Gian Giacomo Albertini ci la remintava ai studenti che è all'inizio, potete sciaccamanare. Gian Giacomo lo conosciamo qui da poi parecchi, da poi sempre, ma in corti è quello che ha iniziato l'Università dei Stati negli anni 70, per prima in 73, e che è stato un po' all'inizio di rivendicazioni dell'università. Dunque, qui di noi. Giuliano, giusto per ammentati, parecchi temi di Gian Giacomo, a toponimia, a lingua di un quadretto e di un titolo, hai inviato tutto. Vai pure, dopo Romano volevi aggiustare qualcosa e poi ma principiamo ad andare verso la conclusione. Bon, a cercare di rispondere a tutto. Allora, bella sicura a lotta
come voi deve continuare pur se intanto che giornalisti non sono mica non hai merti a militante sono mica non hai merti a militante so qui per cercare da augurare un spazio che è stato iniziato prima da una formazione dell'università ma so qui per cercare da un spazio alla lingua in un media di stampa regionale quotidiano e beh ragazzi è difficile di cercare a maniera di trovare soprattutto a maniera di dare auguro di più spazio perché chi la mentalità di origine ci sono parecchie difficoltà soprattutto per avere il lettorato cioè cercare i formati che corrispondono e per ciò che voi non ha un disprezzo della lingua che oggi non è più una lingua disprezzata da stronde l'affare di un patois che va diventato oggi non si ne sente più parlare basta guardare che io girato che la lingua oggi è diventata una specie di politicamente corretto un trova di più oggi che chi sia chi ha responsabilità politiche o responsabilità associative importanti andare non ta un media oppure un chiarudio a dire che chi sia bon, la lingua ce patois è finita e per qui già di un'avanzata importante e da quando il termine di patois mi pare che ha uso equivalente solo esiste solo in francese mi pare che parlo sotto il controllo di Alain Dimé di come dire Romano Colonna mi pare che non c'è mica un equivalente in spagnolo non c'è mica un equivalente in italiano non sono mica sicuro perché ci ha dato una connotazione sprezzativa alle lingue regionali perché chi di storia di costruzione francese che si è fatta in giro al monolinguismo ma qui ci sono persone che ne possono parlare meglio che me donc qui si è francato già un passo io prima a fare Osionde non sta a dimartia da bulimia e per qui abbiamo cercato ed è visto che subito l'indomani quando abbiamo firmato a Gertu la lingua corsa di luglio scorso Corso Matin ha cambiato l'inquadramento geografico simbolico di un giornale. Allora non avete più solo avete i nomi di luoghi che sono in corso e in francese, in corso e più tu, avevo un cedo volentieri, avevo proposto qualcosa io che non è mica stato esattamente ritenuto come volia. Donc, questi progressi sono stati fatti. Non si può mica pensare che 5 anni fa forse Corso Matin aveva messo tutto l'inquadramento simbolico di un giornale, andate a guardare le pagine balade, avete spaziate sottotitolato un corso, vous avez mi pare di noi i yogi per le pagine a fine giornale tutto questo. Donc qui c'è un progresso che è stato fatto. Pur se lo si può sempre fare di più, ma le derramintate giocherei da piano e qui disgraziatamente non dipende mica di me e io sono qui per mettere per piegare una politica editoriale che è scelta da una direzione per ciò che tocca a ciò che è ambientato prima non sta yogi di Sant'Ugasta e beh c'è un formato che manca oggi è si montrasce i riflette senza balizzare i segreti interni di redazione si montrasce i riflette per fare intervenire a Sogi di maniera regolare in un giornale per vedere come si può aggiustare una produzione originale e addirizzarsi a un pubblico nuovo ma ciò ha rammentato quantunque che non abbiamo mica aspettato d'avere partenariato qualcosa con un dominio associativo per andare a cercare generi nuovi di espressione giornalistica. Abbiamo inventato prima, ad esempio, questi a Gronighetta, non alla fare di scienza, di ciò che si può fare, è vero, non è mai abbastanza, ma dipende da una politica editoriale e penso che ciò andrà piano piano e se domani c'è veramente una domanda importante e forte
o giornale penso che andrà non stesso senso, un bego mica perché aveva di noi interesse a andarci. E per questo che penso che ciò che sarebbe importante è veramente di trovare pubblici nuovi, forse per via di simili di espressione, yogi, scusate, i formati che possono essere giocati per scuola, penso che potrebbe permettere di trovare un lettorato nuovo, forse più giovane, perché chi c'è di noi l'importanza di cominciare a rivelare un rinnovo di un lettorato di Corse Matin e di stampa di maniera generale. Dopo, di ciò che è diventato turismo, allora è vero, di che cosa ci tenere conto perché chi oggi io sono mica qui per piattarmi da affari economici né considerazioni finanziarie. Il turismo ha un peso economico che non è mica solo per il ristorante e per l'hotel in Corsica. Vi do un esempio perché di ciò che è stato ricacciato dall'attività di stamperia di Corse Matin. Tireremo giradio 33.000 esemplari di giornale d'inverno di maniera generale e covremo fino a 50.000 estate. Dunque c'è sul pubblico e qui il giornale di noi si deve addirizzare sul pubblico qui, non si può mica schizare. Quando dopo abbiamo concesso volentieri, non è mica usato di mettere una pagina in corso in un settimanale o di mettere una cronaca a domenica o di fare un articolo di quando una pagina locale o altro che ha da cambiare cose. Siamo da consente, io già Romano Colonna che dirà ecco, non sono mica di risposta veramente a vostra domanda, in caso mai fatemi sapere su da una poca precisione. Giulio, in fuori di sicuro l'hai capito, non è mica un'accusa né di Corse Matin né di Giulio Mattei, a contrario per ciò che ti concerne, ma voglio dire, cioè capisci in modo collettivo e mi sembra ciò che lui dice a Giacomo qui, che l'argomento utilitarista di a lingua a livello di mica tutto il mondo capisce questo argomento qui ha funzione utilitarista di a lingua, se ne dovremmo in modo collettivo questo argomento qui è perso, siamo lecchi, se ne dovremmo questo argomento qui un po' mica è stato prato questo argomento perché a lingua corsa di un bel collettivo comune ci tocca mettere in ballo politiche collettive e comuni e qui c'è un'opposizione si capisce tra il privato che è Corse Matin e la sfida collettiva che è quella di lingua corsa che è un bel collettivo e comune, ma se no ci restiamo a questo argomento qui di agabicitura di subito e mu perso passiamo tutti subito all'inglese o al guinese o a un'altra lingua. Dunque questa per le nostre politiche collettive dunque pubbliche un po' mica è l'argomento, un po' mica è questo qui, non dico mica che dio tu ma un po' mica è questo qui. Rispondo in furia forse dopo concludiamo no, solo per dire l'argomento utilitarista di che si gasca e mi dispiace sempre oggi in una specie di militantismo professionale, vale a dire che un'intrapresa di stampa non ha mica interesse a fare assai in una lingua regionale. Questo è sicuro, per un'epoca girato a livello economico e finanziario, questa, ma di noi non posso mica entrare troppo in dettagli perché chi dipende dalla strategia di un'intrapresa che non posso manco fare o portare oggi. Perché parlavamo prima di portare oggi, mi va a come dire. Ma è vero che si casca in una specie di militantismo professionale e cioè reba franca su basso qui e francamente oggi ha risposto la domica e spero che troveremo di maniera collettiva.
Ok, e la ringrazio a tutti. Due parole per concludere appena questa scienza ricchissima, ricchissima, e da un punto di vista di problematiche che sono stati pisati è veramente un gran ringraziamento che noi ti abbiamo, perché francamente c'è da sviluppare un po' di affari qui. Io ritengo un po' di affari per l'università, per esempio, su bisogno di costruire insieme. Penso che ci andrà al di là di i linguisti e l'università che costruiscono la neologia e la lingua professionale d'oggi. Penso che c'è un tireteni, un passeveni tra quelli che usano dopo i 30 anni questa lingua professionale, l'insegnante e i media per lo più, ma forza che a noi altri qui su quadro di riferenza comune da costruire insieme. Tutta l'idea di un progresso e tutta l'idea di una diglossia che è assai più sottile, ma che è sempre qui attraverso un po' di affari, Romano da specialista l'ha incalcata, un po' di affari come per esempio un soggetto che non è mica stato ammentato, ma che mi pare di primo assai, è a mancanza di giornalismo culturale. Venerdì che oggi manchiamo attraverso la stampa in generale, un ritorno che c'è nella produzione letteraria, cantata, estetica in generale, che tocca la lingua corsa e qui sa... Bon, è un altro dibattito, ma a tempo tutto non si può mica di, ma assai cose sono stati ammentati e sul ritorno qui sul riassunto. Ecco, noi abbiamo filmato un momento, sarà messo in linea appena più tardi. Rammento che a settimana che viene, sul momento qui, che è un momento di contenuto di corsi e di programma per voi altri licenzi di studi corsi, non ci sarà mica, saltiamo una settimana, perché è chiappo lo spazio da manifestazioni, che siete conviati tutti di sicuro, di Le Belle Lettre, sapendo che un martedì a un'ora e mezzo, dopo mezz'ora, facciamo un dibattito giusto appunto tra lingua, corsa, musica e letteratura, con Giacomo Chier, Giacomo Vusina, Brandon Andreani e Deo qui in giro a tavolino. Dunque appuntamento martedì se voi siete comodi, se di no un Marco Riadoiuro non ci sarà mica a conferenze abituali, dunque mica corso ma manifestazioni culturali in giro alle Belle Lettre. Appuntamento dunque a 12 per un'altra stonda in giro a Patrizia Cadagega e l'Acqua Torbia, problematica di argomento sempre in corso, dunque tranquilli, e dopo c'è un altro appuntamento, un altro programma, video la rete con i pittori corsi. Vi prego una bella giornata e alla prossima. Ringraziamo.